Rieccoci insieme, stiamo parlando di una ricerca molto interessante sul disagio psicologico della popolazione, dei giovani in modo particolare come spaccato, della necessità di fare qualcosa di più strutturale. Adesso intanto abbiamo salutato che si è un attimo assentato Massimo Cestaro, segretario SPCGIL Veneto, per lasciare lo spazio ad Alessia Conti dell'Udu Padova, ben arrivata qui con noi. E grazie. Prima di dare la parola anche a voi, però volevo dedicare un attimo di tempo, eccola qua, la vedo disponibile, all'onorevole Rachele Scarpa, deputata alla Camera, perché siamo arrivati al punto di una proposta di legge. Onorevole, allora qual è la situazione? Come siamo messi e quanto lontani siamo dalla possibilità di fare qualcosa di più strutturato con anche dei finanziamenti necessari? Sì, grazie e buongiorno a tutte e tutti innanzitutto. Vi racconto un pochino quello che è stato il percorso di questa proposta di legge, che è ancora in svolgimento e non è sicuramente concluso, ma sicuramente possiamo parlare di un passo avanti. La proposta di legge che ho presentato a mia prima firma parte proprio dall'indagine Chiedimi come sto. È stata scritta negli anni dal sindacato dei pensionati, dall'Unione degli Universitari e dalla rete degli studenti medi. A partire da quell'indagine con quei dati drammatici si è arrivati alla formulazione di una proposta di legge che individuava nelle scuole, nelle università dei luoghi che devono essere forse il primo posto dove si trova, se necessario, supporto psicologico, strumenti psicologici e una sensibilizzazione allo strumento che purtroppo è ancora molto, molto oggetto di tabù e spesso non viene neanche preso in considerazione anche di fronte a un disagio diffuso. Per questo, insomma, la proposta consiste nel proporre che nelle scuole vengano messi a disposizione dei team multidisciplinari di professionisti nell'area psicologica che possano all'occorrenza fornire non solo il supporto al singolo studente che ritiene necessario avere una consulenza, ma anche promuovere progetti, assistere gli insegnanti che spesso si trovano a essere diciamo linea di frontiera di situazioni anche molto difficili per cui non hanno competenze specifiche o dare supporto al gruppo classe, con l'idea che dalla scuola e dall'università, le scuole dell'università devono essere i primi luoghi sicuri dove uno studente in difficoltà possa sentirsi accolto e supportato adeguatamente anche con le competenze professionali necessarie. Questa proposta di legge è arrivata quest'autunno alla Camera dei Deputati, abbinata ad altre proposte di legge che parlavano sempre di psicologia scolastica, e siamo ora in una fase preliminare. Abbiamo concluso le audizioni e stiamo aspettando di capire quando e con che tempi si andrà verso un'unificazione del testo, quindi mettere insieme tutti i testi proposti da diversi partiti e successivamente cercheremo di far sì che il provvedimento approdi in aula. Ovviamente è complesso perché per funzionare banalmente come proposta di legge richiede un adeguato finanziamento e abbiamo visto insomma che da parte di questa maggioranza e di questo governo non c'è esattamente l'idea di investire risorse né in istruzione né nel comparto della sanità pubblica proprio per dare soluzioni strutturali. Si è cercato di fare cassa un po' su tutto e un po' su tutti e non siamo sicuramente in una situazione in cui il bilancio e le finanze pubbliche consentono grande elasticità. Noi continueremo a insistere perché pensiamo che questa sia una priorità assoluta, che la salute mentale sia salute a tutti gli effetti e la salute dei più giovani sia una delle prime cose di cui il Parlamento dovrebbe occuparsi con grande urgenza. Quindi continueremo, il rischio che i tempi siano lunghi purtroppo c'è. Ecco, volevo chiedere, mi sembra che il 19 marzo di quest'anno ci sia stato un protocollo triennale tra Ministero dell'Istruzione e Merito e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, proprio per prevenire il disagio psicologico nelle scuole e promuovere il benessere. Di che cosa si tratta? Può essere un primo passo? Ma questo è sicuramente un impegno positivo. L'Ordine degli Psicologi ha collaborato anche alla nostra proposta di legge e sicuramente è un interlocutore
affidabile e che è bene che abbia la possibilità anche di sensibilizzare il Ministero dell'Istruzione in questo senso. Nel protocollo si parla anche sì di progetti per favorire i diritti psicologici all'interno delle scuole, e noi ci auguriamo che uno dei seguiti che possa avere sia la concretizzazione di questa iniziativa parlamentare, di questa proposta di legge. Ovviamente, insomma, noi avremo un atteggiamento responsabile vista la serietà del tema rispetto a queste questioni, e ci auguriamo che non si tratti solo di una bandierina, diciamo, o un pezzo di carta che rimane fermo. Ovviamente serve stanziare dei fondi, serve strutturare un vero servizio di assistenza, serve ragionare in modo più ampio, diciamo, su quello che è il benessere psicologico a scuola. Io non ho grande fiducia purtroppo nella sensibilità del ministro Valditara, perché è una persona che ha rimarcato più volte, ad esempio, di credere nell'umiliazione e nella punizione dello studente come metodo educativo, e questo modo di pensare io penso sia anche in buona parte all'origine dello stress, dell'ipercompetizione, dell'ansia costante che la popolazione studentesca sperimenta ogni giorno. Confido che si stia costruendo, sia grazie al lavoro in Parlamento, sia grazie alle mobilitazioni studentesche, sia grazie al lavoro degli ordini degli psicologi, una sensibilità maggiore, perché la verità è che è un tema che finora, fino a che gli studenti negli ultimi anni non si sono mobilitati, era rimasto completamente inesplorato, era oggetto di grandissimi pregiudizi, di tanti tabù, e l'ignoranza purtroppo genera risposte sbagliate spesso. Confidiamo che sia in atto un'opera di adeguata sensibilizzazione anche verso il ministro Valditara. Certo, noi non possiamo averlo collegato, per cui non può ribadire, accogliamo la sua osservazione, poi bisogna sempre contestualizzare quello che è stato detto, non ho presente il discorso in sé per sé. Io volevo più che altro fare riferimento al contrasto alla violenza e al bullismo, per concludere un po' il suo intervento, perché sono altri due aspetti che fanno parte sempre di un disagio più complesso, che però vanno assolutamente affrontati, perché la violenza è dilagante anche nelle scuole, negli istituti superiori, anche nei confronti degli stesso corpo insegnante, e il bullismo è trasversale e coinvolge tantissimi studenti, studentesse, studenti indifferentemente, ed è un altro problema. Sì, io osservo, diciamo, penso che il bullismo sia una manifestazione di un disagio altro, di un malessere appunto che è spesso psicologico, è spesso sociale, e che non può che richiedere un approccio intelligente e che non sia di punizione fine a se stessa, perché abbiamo visto che, diciamo, l'atteggiamento repressivo spesso non paga e non dà risultati. Io non registro un aumento di casi di violenza nelle scuole rispetto al passato. Penso che dei problemi ci siano sempre stati, ma che non siamo, insomma, non amo tutte quelle narrazioni che ogni anno cercano di trovare un peggioramento nella generazione successiva. Sicuramente il peggioramento c'è stato nella condizione psicologica degli studenti, perché sono giovani che hanno davanti orizzonti di precarietà, un sistema scolastico spesso inadatto a dare prospettive e a dare strumenti per affrontare un mondo che è sempre più veloce, sempre più complesso, e un paese che ancora non è in grado di garantire servizi psicologici di base alla popolazione. Quindi su questo fronte c'è un peggioramento, c'è stato un peggioramento sul fronte dei disturbi alimentari, che sono aumentati moltissimo negli ultimi anni. Sui casi di violenza non lo so, perché a volte temo che si tenda a fare statistica di casi singoli che magari fanno molto rumore perché eclatanti, ma che non so se si possono inserire in una cornice generale di aumento della violenza
da parte degli studenti. Non è una cosa che io percepisco, poi sicuramente gli studenti possono rispondere meglio. Infatti dopo le faremo interpelleremo al riguardo, quindi grazie molte onorevole per il suo intervento, lo lasciamo ai suoi lavori e la ringraziamo del tempo che ha dedicato. Eccoci qua a voi, grazie. Quindi una proposta di legge importante, il vostro parere. Prego. Okay. Marco. Allora, come è già stato un po' ribadito sia dal segretario sia dall'onorevole, questa proposta di legge non nasce a caso, campata per aria, ma nasce dopo un percorso molto lungo in cui come collettività studentesca, come sindacati studenteschi ci siamo proprio in primis resi conto sulla nostra pelle di quello che era un problema sanitario che stava diventando sempre più dilagante, sempre più preoccupante, e dall'altra dall'esigenza, vedendo una politica, uno, non in grado di percepire questo problema e di conseguenza anche non in grado di proporre soluzioni, ci siamo un po' dati mandato di provare a costruirle noi. Di conseguenza, in primis, appunto con l'indagine di Chiedimi come sto, siamo riusciti a costruire, insieme alla collaborazione della CGIL, del sindacato dei pensionati, quello che è uno dei report più grandi che sia stato fatto negli ultimi anni per quanto riguarda la condizione del benessere psicologico giovanile, e poi successivamente anche a costruire questa proposta di legge che è stata firmata da tutte le opposizioni in Parlamento a prima firma appunto dell'onorevole Scarpa. Questa proposta di legge cosa si dice? Si dice fondamentalmente che è necessario, resosi conto del fatto che c'è un problema di base che in parte nasce anche dalle scuole di stress, di malessere psicologico e ricollegato anche chiaramente a problematiche sociali, a un'inesistenza di un'immagine chiara del futuro, a una precarietà molto diffusa, pensiamo banalmente sia al mercato del lavoro, ma sia alle prospettive di pensione, ma anche alle prospettive esistenziali guardando al cambiamento climatico banalmente, ecco, e di conseguenza che le scuole, proprio perché dovrebbero essere quello strumento che a prescindere dalla condizione familiare, a prescindere dal percorso del singolo individuo, vanno a dare degli strumenti a tutti gli studenti, a tutte le studentesse, di conseguenza ad aiutare lì dove ci sono delle lacune o dove ci sono delle difficoltà, potessero appunto essere i luoghi in cui inserire degli sportelli però molto diversi da quelli che anche adesso in realtà ogni tanto si trovano nelle scuole, ovvero... Cioè, esatto, dove sta la questione? Perché tante volte magari si amplifica quello che già esiste ritenendo che possa essere funzionante. Gli sportelli o punti di primo ascolto vengono anche chiamati, esistono in alcune scuole ad oggi, sono molto spesso a discrezione purtroppo della singola scuola, quindi abbiamo una diffusione molto eterogenea, ma soprattutto si tratta di sportelli in cui abbiamo una figura, se si è fortunati, professionista, è in grado di recepire quindi le necessità, ma per 1000-1200 studenti, di conseguenza se vai a parlare con qualsiasi studente chiedendogli come funziona lo sportello scolastico psicologico nella tua scuola, ti risponde o che non c'è, o che ci sono tempi di attesa che vanno dalle 3 settimane ai mesi, e che molto spesso, essendo un unico professionista per un numero gigantesco di studenti e di richieste, magari quello che può darti sono 15 minuti di chiacchiera e di sicuro non una collaborazione tra l'altro sistemica che permetta anche di indirizzare gli studenti a dei percorsi anche esterni alla scuola di natura sanitaria di cui potrebbero aver bisogno. La nostra proposta invece parla di un team multidisciplinare, anche perché uno studente che ha disturbi del comportamento alimentare, uno studente che ha problemi di violenza a casa, uno studente che ha problemi di ansia durante una verifica, sono tutte necessità e problemi che richiedono aree di intervento diverse e che richiedono anche un supporto di natura diversa. Di conseguenza immaginarsi un gruppo di professionisti che abbiano diverse competenze e che sia soprattutto strutturato scuola per scuola e di numero congruo a quelle che sono le esigenze e di conseguenza anche il numero di studenti all'interno delle scuole, diventa a quel punto sì davvero un sistema e un presidio di aiuto, di ascolto e di indirizzamento a tutta quella parte di problematiche e di difficoltà che un giovane o uno studente può ritrovare all'interno della scuola, sia che queste siano dipendenti dalla scuola, sia che queste abbiano motivazione alla base sociale o familiare. Assolutamente, interrompiamo un attimo, abbiamo la pubblicità. Restate sempre con noi, Canale 19 vi aspetto tra poco.